Voi come le chiamate? Pizza chiusa o pizza schiacciata? Perché ognuno ha il suo modo di dire. Sono belle calde calde. Queste qua io le ho preparate per stasera, se ci arrivano stasera. Qualcuna vi si attaccherà un po' così, però non succede niente, vedete? Cioè solo così e hanno un profumino. Le prepariamo insieme, non ci perdiamo in chiacchiere. Andiamo, andiamo, andiamo. C'è vuote e sono buonissime. Poi stasera vediamo un po' come farcirle. Farina zero. Io ho sciolto il lievito di birra fresco nell'acqua con un cucchiaino di zucchero ed impastiamo così. Io come farina uso la farina per pizza e focacce, quella dell'Eurospin, mi trovo bene, ma potete usare qualsiasi tipo di farina zero. Ho aggiunto l'olio di oliva e continuo ad impastare e a questo punto aggiungo il sale e finisco di impastare. Ecco qua, a questo punto vi verrà questo bell'impasto. Copro e faccio riposare una mezz'oretta. Trascorsa una mezz'oretta ci facciamo due pieghe così. Lo giriamo, copro e faccio lievitare, deve raddoppiare. Dopo un paio d'ore è raddoppiato. Ci mettiamo un po' di semola sul piano qua. Ho preparato una teglia con carta da forno e ho messo la semola anche sulla carta da forno. Lo dividiamo in 4 parti. Ecco qua. Lo chiudiamo così. Io copro e faccio riposare un'altra oretta. Trascorsa un'oretta, insomma come sono belli. Ci mettiamo un po' di semola. Io ho già acceso il forno a 200 gradi statico, così lo facciamo bello preriscaldato. Ecco qua. Per la grandezza decidiamo noi. Per me vanno bene così. Ecco qua. È soddisfacente questa cosa qua. Lo so, a me mi rilassa fare.
Le ho messe su carta da forno con un po' di olio. Io in forno e torno subito, ma poi non vi muovete che torno subito. 15-20 minuti e sono pronti. Dipende sempre dal vostro forno, eh?